Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito se mi sentite, se vedete la condivisione schermo. Sì, tutto ok. Perfetto, allora veramente un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, voi che siete dei patrioti innamorati della libertà. E un pensiero soprattutto a voi ascoltatrici, a te Natalia, perché vi state preparando per domani, vero? Festa dell'8 marzo delle donne. Allora, ben ritrovati in questa nostra rassegna stampa di Radio Libertà. Oggi la dobbiamo aprire purtroppo con questi altri scandali. Qui vedete la condivisione della prima pagina di Libero, cioè l'accanimento dei giudici nei confronti di questa famiglia del Bosco. Vedete, la vergogna del Bosco, il tribunale che ordina di allontanare la signora Trevelyan dai figli è una presenza ostile. Sentite, i 3 piccoli saranno trasferiti. Interviene addirittura la premier Meloni, i bambini non sono dello Stato. Insomma, l'ennesima decisione shock di questo tribunale della Corte abruzzese. E poi l'altro scandalo, sempre giudiziario, e cioè la liberazione dai CPR di stupratori, ladri e altri criminali, insomma, con questi curricula degni di noti. Ma oggi poi sentirete all'interno della nostra rassegna stampa anche le diverse interviste che abbiamo registrato, come per esempio quella di ieri assieme al nostrissimo Matteo De Sio, come sapete conduttore per il programma sugli States, te la rido io l'America, in onda il lunedì mattina qui su Radio Libertà. Con lui abbiamo registrato l'intervista ad Alessandro Boccaletti, vi ricordate già nostro ospite, consigliere proprio in quota governativa, su nomina governativa del Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Ieri era a Washington per l'Alleanza delle Nazioni Sovrane. Ecco, questo evento che è stato organizzato assieme poi a Turning Point, vi ricorderete l'associazione di Charlie Kirk, e Boccaletti era lì in rappresentanza proprio della Lega con tanti altri esponenti del mondo sovranista europeo, quindi esponenti di partiti comunque del centrodestra, destra, partiti sovranisti europei, e lì tanti ovviamente esponenti del mondo repubblicano, del Partito Repubblicano Americano, del mondo MAGA, evento che è stato presieduto addirittura dal presidente della Camera dei rappresentanti americana. E si è discusso di vari temi: indipendenza energetica, immigrazione, libertà di parola, free speech, libertà dalla censura. Sentirete quindi poi le nostre riflessioni anche sul tema della guerra. Altra intervista ieri sempre con Matteo De Sio e con Giuseppe Brienza, come sapete collaboratore, giornalista, saggista, collabora con le testate di Nazione Futura, Corazim.org, Corrispondenza Romana, e con lui abbiamo anche affrontato il tema di questa guerra ai narcos, ai cartelli in Messico, che ovviamente sono dediti a questo business della droga, e ovviamente anche in riferimento a quelle che potrebbero essere le politiche dell'amministrazione Trump per contrastare questo fenomeno, che è veramente un cancro per il mondo dell'America, delle Americhe, ma non solo, è veramente una rete globale del male. E poi ultimissimo collegamento, sempre con Matteo De Sio, e oggi con il professor Massimo De Angelis, che sapete giornalista ma anche filosofo, si è occupato ultimamente soprattutto dei temi, con alcuni suoi testi, dell'ordoliberalismo, della globalizzazione, ma non solo, i nodi dell'Occidente, sovranismo, democrazia, guerra e nuovo rifiuto di Israele, riflessioni su ebraismo, cristianesimo, Islam e odio di sé dell'Occidente, tutti temi che lui ha affrontato soprattutto a partire poi dall'inizio della guerra russo-ucraina e dopo l'attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023. Io vi ricordo sempre che le vostre opinioni sono fondamentali, proprio perché questo è un momento, no, del filo diretto con voi di democrazia, di pluralismo, quindi chiamateci allo 0292947222, 3 volte 2 finali, potete scrivere i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook, quindi delle pagine della radio e della Lega, potete mandarci anche i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Vi ricordo sempre che potete seguirci quindi sia dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook della radio e della Lega, dal nostro nuovo sito internet sempre aggiornato, quindi www.radiolibertà.net, naturalmente dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e dal canale YouTube. E poi vi ricordo sempre, per aiutare e sostenere questa radio basta veramente pochissimo, potete andare
proprio sul sito di Radio Libertà, nelle sezioni abbonati e dona ora, e lì potete poi anche compiere questo piccolo gesto, no, di sostegno alla nostra radio. Allora, siamo già alle 8:08, abbiamo iniziato questa rassegna proprio con la vergogna del bosco. Qui vedete, no, il tribunale che ordina di allontanare la signora Trevelyan dai figli, e invece pedofili e stupratori, i curriculum dei migranti portati in Albania e liberati dalle toghe. E su questo tema ovviamente oggi le tante riflessioni negli editoriali, un sì che spezza questo sistema. Qui Mario Secchi, ma poi leggeremo anche la riflessione proprio di Cerno sul giornale a proposito di questo referendum, di questa giustizia che sembra impazzita, che sembra ingiusta, e dell'occasione storica di poter cambiarla proprio con questo referendum. Non ti sentiamo più, Pier Vittorio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Ascolta i tuoi programmi preferiti, le notizie, la musica che ami e non solo. Con l'app di Radio Libertà puoi interagire con i conduttori, anche quando sei in movimento. Non aspettare, cerca Radio Libertà nello store del tuo smartphone o tablet e scarica l'app gratuitamente. Radio Libertà, tutta la radio con te. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia, grazie, scusateci che abbiamo perso la connessione qui, nonostante siamo con le reti ultra veloci, mamma mia, e uno deve poi lamentarsi. Allora chiedo subito a Natalia in che momento è avvenuta la disconnessione, perché appunto stavamo leggendo l'editoriale di Secchi, commentandolo, probabilmente prima o in quel momento, non so. Sì, stavi leggendo il tribunale sotto dei pedofili, sì. Sì, allora sì, ecco quest'altro scandalo dei pedofili e stupratori che erano stati assegnati in CPR, qui vedete sempre dalla prima pagina di Libero, magari avete già visto da giornalone, i curriculum dei migranti portati in Albania e poi liberati dalle toghe. La riflessione proprio di Secchi su questa giustizia ingiusta, dicevamo, un sistema giudiziario che ovviamente
Lui qui scrive proprio: la storia della famiglia Del Bosco è un incredibile caso di accanimento della giustizia. Ogni volta che ci penso mi viene in mente Franz Kafka, l'atmosfera cupa del processo, lo spietato ingranaggio delle autorità che schiaccia l'essere umano, scosso al punto da cercare nella propria vita una propria colpa, un peccato vicino o lontano che in realtà non esiste. Non si tratta di una disavventura, la famiglia è vittima di un sistema, la fabbrica del tribunale è inarrestabile, produce carte e allunga i tempi del supplizio all'infinito. Da mesi la famiglia non è più nel bosco, è intrappolata in una giungla di codici, di sentenze, di soprusi. Padre, madre e bambini sono entrati ignari, ingenui, innocenti, deboli e dimenticati nel dedalo della giustizia italiana. Sbagli una porta, entri nell'inferno, e la sofferenza che viene loro inflitta fin dal primo momento mi apparve fin dall'inizio come un caso politico di assoluta rilevanza. È una storia straziante. Giorgia Meloni, mamma e capo del governo, ha fatto bene a intervenire e a dire con durezza quello che pensano tutte le persone dotate di buonsenso. I figli non sono dello Stato, uno Stato dove la magistratura si muove come uno schiacciasassi e frantuma una famiglia, colpevole di voler desiderare un'esistenza nella natura, non contro natura. Riformare la giustizia significa prima di tutto spezzare questa cultura assolutista dei giudici. Chi dice che tutto questo non c'entra con il referendum, che Meloni strumentalizza la vicenda, sta mentendo spudoratamente. La riforma tocca il cuore del sistema, spezza le correnti, i favori tra toghe, le carriere automatiche senza mai errori, perché cane non mangia cane. Il sì al referendum è una rivoluzione culturale perché innesca un grande cambiamento. I giudici finiranno di essere ingiudicabili e sapete, ce ne stiamo occupando tanto, no, in questi giorni, in queste settimane, per il dibattito sempre più arroventato in tema di referendum, perché tanti osano obiettare: ma poi cosa cambierebbe concretamente con questo voto? Poi proprio sulla giustizia in sé per sé, per i cittadini, quali potrebbero essere le modifiche? Beh, con il sistema poi di questa alta corte disciplinare, con lo smantellamento delle correnti, probabilmente giudici che sbagliano anche così gravemente, potrebbero finalmente rispondere, perché abbiamo visto poi negli ultimi anni, a fronte magari di tante ingiuste detenzioni, a fronte di tanti errori, poi alla fine sono stati veramente pochissimi i casi di sanzioni disciplinari. E allora, Natalia, chiedo a te la conferma: voi comunque continuate a sentirmi, vero? Non ci sono stati problemi? Ti chiedo perché così andiamo avanti spediti. E allora, sempre su questo tema, la riflessione sulla vergogna di questa famiglia nel bosco che è stata così separata, andiamo a prendere subito la prima pagina del giornale. Ve lo citavo prima, questo editoriale di Cerno sul Tempo. Qui vedete intanto il tema della guerra: chi specula sulla guerra, scatta l'allarme benzina, può toccare 3 euro al litro. E poi l'intervista, pagina 3 del giornale di oggi, a Tabarelli: per i mercati il conflitto però finirà presto. Avete sentito, ecco, questo è l'altro grande tema di Trump, che alla fine ha chiesto la resa incondizionata dell'Iran, ma ha fatto capire che non è necessario un cambio di regime. Quello che conta è che ci siano però anche dei leader, lui ha detto anche religiosi, però che siano disponibili a questo negoziato e siano anche finalmente degli interlocutori credibili, disposti finalmente a rinunciare al programma dell'arricchimento dell'uranio. E allora, editoriale di Cerno, come vi citavo, no? Referendum di famiglia: vi prego, mettete un'urna nel bosco in modo che gli italiani possano andare a scegliere se votare sì o no in mezzo a quegli alberi, vicino a quella casa, con un bagno che non funziona e con qualche fungo che non era dei migliori, perché sappiamo ormai che trovare un costituzionalista è più facile che trovare un idraulico e quindi risolvere il dilemma di quella famiglia e di quei bambini separati dai loro genitori, dalla burocrazia e dai giudici, gli stessi che rimettono in libertà un clandestino, sentite, con 23 condanne perché deve vedere i suoi parenti. Ecco, potrebbe essere il giusto spunto di riflessione che ci serve per il referendum. Quindi vi rendete conto, una giustizia che perseguita questa famiglia. Poi anche nelle scorse settimane avete sentito, no, le interviste comunque alla stessa mamma, ai genitori che hanno fatto capire che insomma non possono più rimanere in questo paese, vorrebbero tornare in Australia. E invece
è una giustizia che è così indulgente nei confronti di clandestini pluricondannati con tutti questi curriculum criminali. E allora, vedete, no, 23 condanne, quello deve essere liberato dal CPR perché deve rivedere i suoi parenti, invece la famiglia nel bosco deve essere separata. Per me la domanda che si pone appunto Cerno in questo suo editoriale di oggi per il giornale è sempre stata molto semplice. La giustizia in Italia funziona sì o no? O quando sei accusato sei già condannato? Una domanda a cui è vietato rispondere, perché nella guerra dei sondaggi contro Giorgia Meloni il nostro problema ormai è solo il governo, ma gli italiani lo hanno capito e quindi vi do un consiglio, andate a meditare in quell'aria serena, in mezzo agli alberi, là dove la burocrazia batte la natura umana. Magari ritroveremo la serenità necessaria per comprendere, appunto dopo decenni, se aveva ragione il partigiano Vassalli a chiedere un processo dove chi accusa e chi difende sono sullo stesso piano, di fronte a un giudice terzo, o aveva davvero ragione Benito Mussolini e il suo fido Rocco a chiederci che il giudice e l'accusatore stessero seduti sulla stessa panca, come già da tempo non succede in quasi nessun paese democratico, soprattutto quelli che la sinistra italiana cita ad esempio quando parla di democrazia. Ecco, efficacissima questa chiusura di Cerno perché poi mette a confronto i due sistemi, no, di processo, quello inquisitorio con il codice di procedura penale che era stato partorito dal ventennio, dal fascismo, con questo giudice inquisitore che raccoglie le prove, poi con un giudice, un magistrato giudicante e uno requirente, il PM, che appartengono allo stesso ordine, il nuovo impianto qualcuno ha sostenuto misto, in realtà più tendente verso il processo accusatorio con la riforma Vassalli del 1989 e tanti giuristi hanno sostenuto che poi alla fine questa riforma della giustizia, riforma costituzionale, integra dei principi sul giusto processo e ovviamente poi sulla terzietà, imparzialità, indipendenza del giudice che deve essere terzo rispetto alle parti, deve poter essere indipendente rispetto ad altri poteri, ecco, e deve essere libero quindi di poter giudicare e ovviamente deve appartenere ad un'altra carriera, deve esserci questa separazione funzionale tra le carriere ed era quello che vi ricordate sosteneva anche lo stesso Falcone, cioè inevitabilmente con un processo penale, con un nuovo codice di procedura penale, quello entrato in vigore nell'89, con quei principi così sanciti, cristallizzati poi anche in Costituzione, è inevitabile che queste carriere vengano separate. Qui vedete addirittura l'albanese che scopre l'Iran, valanga di post anti-Stati Uniti, l'ira della Meloni per questa decisione sui giudici nel bosco, come dicevamo, le toghe che allontanano la mamma dai figli e poi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si riaccende il braciere della speranza, qui scrive Tony Damascelli, ieri sera tra emozioni e coreografie spettacolari si è tenuta all'Arena di Verona la cerimonia che ha ufficialmente aperto le Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. E poi, a proposito di questo referendum, sapete che ce ne stiamo occupando qui su Radio Libertà, poi con il programma proprio Lettera 150 per il sì, con giuristi, professori universitari di diritto proprio del think tank del ministro Giuseppe Valditara, Lettera 150, il lunedì e il mercoledì. Sì, è così, scrive Luigi Mascheroni nel suo Giù la maschera. Le cose stanno davvero così, ci sono giorni no e giorni sì. E ieri è stato un giorno no a causa del sì per la televisione di Cairo. Sì, esatto, la 7. Insomma, proprio mentre la Procura di Roma apriva un fascicolo sui manifesti propagandistici promossi dal Comitato del No, perché sono pieni, purtroppo sì, di fake news, l'Autorità Garante per le Comunicazioni ha deliberato un ordine di riequilibrio alla 7 per la smisurata sovrarappresentazione del no nei mesi scorsi. Ecco, l'abbiamo sempre detto, no, della 7 di Cairo, così schierata, a volte veramente programmi che sono dei salottini in cui si confrontano magari tutti esponenti politici di quella parte, tutti i giornalisti schierati sempre in quell'area lì progressista. E sì, per ristabilire la par condicio, Urbano Cairo ora sulla sua TV dovrà organizzare intere serate a favore del sì. Oh no! E qui esclama Luigi Mascheroni, ma ve l'immaginate la Gruber, Formigli, Floris, Zoro, oh none, dover parlare anche del sì? Noi no, ma poi non era Telemeloni, evidentemente no.
Comunque, detto che noi li avremmo multati a prescindere, ma scusa perché? Perché sì, adesso vogliamo godercela e ci spalmiamo sul divano da qui al referendum per vederci tutta la maratona televisiva sulla 7 a favore del sì, perché per evitare una multa quel mandrogno micragnoso di Cairo, qui veramente scatenato Luigi Mascheroni contro Cairo, adesso piuttosto manda in onda in loop anche per sempre sì di Salda Vinci, canzone che poi sapete è stata anche accusata di sessismo o comunque anche lì di quasi diffondere il virus del patriarcato. Intanto per prudenza hanno cominciato a cambiare i titoli delle trasmissioni. Da lunedì andranno in onda Piazza Pulita sì e no, di Marte sì, e poi sì sono le 8:30, propaganda sì, taga no, taga sì. Mentre il programma di Luca Telese, Marianna Aprile forse non sarà sospeso, ma forse sì. Insomma, tutti questi giochi di parole di Mascheroni per commentare veramente qualcosa che avevamo già detto noi in passato qui su una televisione così schierata, poi ci si lamenta della RAI, di Telemeloni, ma effettivamente ci si chiede come sia possibile, no? Che un intero palinsesto sia dominato quasi a senso unico. Forse per esclusione escluderemmo ecco, il programma di Coffee Break, no? Con Pancani più equilibrato. Ma allora, prima di passare ecco, nella seconda parte della nostra rassegna stampa, io volevo adesso con voi andare un attimo anche sulla verità e aprire anche il tempo, fare prima questa carrellata di tutti i quotidiani, insomma, dell'area, sì, se vogliamo, di centrodestra. Allora, prima pagina della Verità di oggi, vedete, ve la apro da qui, tutti i rincari della guerra, e su questo tema poi vedremo anche Libero cosa sostiene, perché e anche l'intervista a Tabarelli, perché su questo è sorto un dibattito, c'è chi sostiene che in realtà la guerra potrebbe finire a breve, quindi i mercati lo sanno e al massimo queste tensioni sui prezzi dipenderebbero da speculazioni. Vedete, i rialzi di petrolio e gas si riversano sulle nostre tasche, titola così la Verità di oggi, tutti i rincari della guerra, da inizio settimana circa il 20% per il prezzo dei carburanti, possibile aggravio di 300 euro per le bollette familiari, biglietti aerei previsti in salita, spesa alimentare su di 40 euro a marzo. Occhio alla BCE sui tassi. Se ne occupa proprio Giuliano Zulin, sapete, no, del suo programma sulle regioni, sui territori, il suo approfondimento ecco, su questi temi per Radio Libertà. E allora vedete, il petrolio potrebbe salire a $150 al barile entro poche settimane se lo stretto di Hormuz rimanesse chiuso, avverte il ministro dell'energia del Qatar. Il traffico di petroliere è crollato da 138 navi al giorno a sole 2, mentre il Kuwait ha iniziato a sospendere la produzione di petrolio a causa dei problemi di stoccaggio. E poi c'è il gas, e quindi anche questo un ulteriore problema. Sullo stesso tema però della guerra io volevo richiamarvi anche, vedete qui a pagina 7, già dalla prima pagina, la riflessione di Maurizio Belpietro, perché ci si scandalizza adesso tanto per l'atteggiamento del governo italiano, ci si scandalizza per questo attacco contro l'Iran, ma che cosa era successo quando avvenne l'attacco a Belgrado e al governo c'era Baffino D'Alema, come lo chiama qui Maurizio Belpietro? E allora lo smemorato di Belgrado, le ipocrisie belliche, vedete, da quando è scoppiato il conflitto in Iran la questione delle basi americane in Italia è tornata d'attualità. Ma che cosa era successo? E qui Belpietro oggi, andiamo un attimo qui all'interno della Verità, ricorda gli smemorati, questa pagina comunque non molto edificante. Belgrado fu bombardata di nascosto e ora gli eredi di Baffino stanno qui ad impartirci lezioni di morale. D'Alema dice di aver avvisato l'aula dell'operazione in Serbia nel 1999, vero, ma 2 giorni dopo le incursioni dei Tornado che erano partiti all'oscuro dei cittadini. Adesso però per la sosta di alcuni jet la sinistra urla allo scandalo. La sinistra con il PD in testa vorrebbe che il governo negasse l'uso degli scali ai velivoli degli Stati Uniti, perché la Costituzione italiana ripudia la guerra e dunque anche gli aerei che decollano per bombardare Teheran dovrebbero essere ripudiati. Dal punto di vista politico le ragioni dell'opposizione si capiscono. Più che preoccuparsi di ciò che accade in Persia, pensa a come sfruttare in funzione antigovernativa i timori di un'estensione del conflitto, di un'escalation. Tuttavia, come ha ricordato Giorgio Gandola su queste pagine, qualcuno
fra i compagni deve aver dimenticato quando con Massimo D'Alema a Palazzo Chigi l'Italia non solo concesse ad americani e NATO le basi per attaccare la Serbia, ma partecipò a una guerra senza neppure informare il Parlamento. E primo ad averlo scordato, a quanto pare, proprio l'ex premier, il quale, rispondendo al ministro degli esteri Antonio Tajani, ha sostenuto che la missione umanitaria del 99 fu autorizzata da un voto delle Camere a cui partecipò, dando voto favorevole, persino Silvio Berlusconi. Sì, è vero, ma ad operazioni che erano state già compiute, ovvero ad aerei decollati e rientrati alla base dopo aver bombardato Belgrado. Il tutto, ovviamente, alle spalle degli italiani. Non lo dico io, lo testimoniano gli atti parlamentari, qui precisa Belpietro. Infatti è sufficiente confrontare la data della seduta in cui D'Alema, divenuto premier da pochi mesi, informò il Parlamento della missione contro la Serbia. Il dibattito iniziò alle 14.05 del 26 marzo del 99 con il seguente ordine del giorno: comunicazione del governo e discussione delle mozioni Comino, Armando Cossutta, Pisano e Bertinotti sulla crisi in Kosovo. Sì, proprio così. Ufficialmente si iniziò a ragionare della crisi in Kosovo, ma in realtà quella discussione e il voto che poi ne seguì serviva a fornire una parvenza di legalità ai bombardamenti in corso da 2 giorni. Già, perché gli aerei della NATO cominciarono a sganciare ordigni a grappolo il 24 marzo. Del resto, che tutto fosse stato realizzato in gran segreto, nascondendo agli italiani e dunque alle Camere ciò che il governo D'Alema stava realizzando, lo ha raccontato tempo fa l'ex comandante di Stato Maggiore della Difesa e comandante delle nostre forze armate, generale Mario Arpino. Ricordando quei giorni, l'alto ufficiale ha svelato non soltanto che c'era l'ordine proprio di non commentare queste operazioni di attacco, che poi venivano fatte passare come sola difesa, ma ha rammentato anche una telefonata che ricevette in quelle ore da Sergio Mattarella, ai tempi vicepresidente del Consiglio. Ho saputo che un suo dipendente, il comandante del gruppo Tornado di Piacenza, al rientro della squadriglia dalla missione ha rilasciato un'intervista dove ha raccontato di aver lanciato missili contro postazioni radar serbe. È inammissibile, la ritengo personalmente responsabile. E insomma, una rinfrescata di memoria nei confronti della Schlein, del PD, di questo centrosinistra, che ovviamente adesso cavalca, come ha scritto prima Belpietro, timori, preoccupazioni dei cittadini riguardo una possibile escalation. Natalia, io vedo che sono le 8.30, allora chiedo a te, concediamoci questo piccolo break, torniamo fra pochissimo. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora ti stavo chiedendo anche se continuavate a sentirmi bene, ecco, perché appunto c'era stato questo problema, no, all'inizio, quindi tutto ok. E allora stavamo ricordando quello che era successo proprio in occasione di quell'attacco a Belgrado e in Serbia. E allora vedete, c'era Massimo D'Alema che guidava, che era appunto premier in quell'occasione.
e poi di questa informativa al Parlamento ad operazioni già compiute. E quindi il 24 marzo si assunse questa responsabilità D'Alema di acconsentire questo inizio delle ostilità. Serve altro per strappare il velo di ipocrisia alla sinistra? Beh, una perla è la frase con cui Scognamiglio in un'intervista definì curiosamente l'attività dei nostri Tornado come difesa integrata. Quindi noi stavamo bombardando, ma per difenderci da un nemico che non ci aveva attaccato e per integrarci, o meglio per adeguarci alle decisioni che erano state già assunte da Bill Clinton. E adesso, 27 anni dopo, perché questo appunto accadeva nel 1999, perfino la sosta degli aerei, una base aerea americana in Italia, diventa per la sinistra una violazione della Costituzione. E poi invece la lite del PD sul leader iberico, basta coi papi stranieri, la fascinazione di Ellis Line per il premier spagnolo Pedro Sánchez, che la segretaria del PD condivide con il Movimento 5 Stelle e con AVS, non mette d'accordo tutti dentro il partito. Ieri, riuniti a Roma in un convegno dal titolo Credere in Europa protagonisti, i riformisti sono stati piuttosto critici. Il dibattito alle Camere, ha commentato Pina Picerno, vicepresidente dell'Europarlamento, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto il governo, mai all'altezza della situazione drammatica che stiamo attraversando, ma non mi è piaciuta nemmeno l'opposizione. Si invoca Sánchez come un tempo si invocava Zapatero. Io penso che dobbiamo smetterla di invocare il Papa straniero e assumerci la nostra responsabilità. Per Paolo Gentiloni addirittura la risoluzione del centrodestra non era così terribile. Io sono grande amico del premier spagnolo, ha commentato l'ex presidente del Consiglio. Dobbiamo però essere solidari a Merz, ha sbagliato a non esserlo nello studio Ovale. Dopodiché dire no alla guerra non basta. E quindi anche qui si potrebbe riassumere con volano stracci nella casa del PD. Ma allora, a proposito poi di questi leader europei che esercitano questa fascinazione irresistibile verso centrosinistra italiana, i cosiddetti papi stranieri, leader che però non si sono dimostrati all'altezza e responsabili rispetto alla situazione attuale, volevo segnalarvi anche l'articolo proprio della giornalista italo-israeliana Fiamma Nielsen. Vi ricordate, con lei eravamo stati in collegamento lo scorso sabato proprio ad attacchi iniziati, attacchi che erano appena avvenuti sull'Iran, e lei che ci ha seguito poi si è collegata proprio da rifugi aerei in bunker israeliani sotto poi il contrattacco iraniano, quindi con addirittura il suono delle sirene. Vedete, per il giornale di oggi, lo apriamo dal suo sito e qui vedete i leader europei, proprio Sánchez, ecco, del quale stavamo dibattendo, lupus in fabula, i voltafaccia di quei leader piccoli. E allora, i più imbarazzanti in tutto questo quadro sono i paesi europei, perché intanto si è visto, è stata rilanciata la notizia che la Russia continua a fornire tecnologie, a fornire anche dati di intelligence all'Iran durante questa guerra, e sicuramente la stessa collaborazione, questa partnership strategica non si è interrotta nemmeno con l'alleato cinese. Ma in questo quadro chi risalta? Il primo ministro spagnolo Sánchez, che ha fatto una bandiera del suo odio per Israele e per gli Stati Uniti, che si è elevato in difesa dell'Iran di Khamenei. Gli è parsa conveniente questa bandiera anti-Trump e anti-Netanyahu. Questo mentre Macron, con un tono invece un po' più diplomatico, ha alzato il suo indice contro la guerra sia in Iran che soprattutto a Hezbollah. Un errore fatale, ha detto. Intanto persino il governo libanese si faceva coraggio e chiedeva a Hezbollah di disarmare per sempre. Ma il presidente francese compie sempre molti calcoli prima di parlare, paura e convenienza. Ma ecco che adesso sia Sánchez che la Francia, i Paesi Bassi, la Grecia e anche l'Italia, benché Crosetto si sia lasciato andare su una supposta guerra illegale, che non è mai tale quando l'attaccato è armato e pericoloso, sono coinvolte in un gruppo navale multinazionale, mentre i paesi arabi moderati prendono anche loro, aggrediti dall'Iran, il treno verso il futuro. Meno male. L'Inghilterra arranca il debutto balbuziente di Starmer quando a Cipro la sua base militare di Akrotiri è stata colpita da droni iraniani. Gli è costato anche un'osservazione sprezzante di Trump. Di sicuro non è Churchill.
Lo Star lo ha definito cime tentennanti, questo ovviamente no, parodiando il titolo del romanzo inglese, cioè Cime tempestose, veramente della Bront, invece che cime appunto tempestose. Intanto si è appurata la notizia che l'esercito inglese, che era il meglio d'Europa, è ormai negletto a lungo, ridotto in uomini e tecnologie. Piano piano comunque un largo mondo, per amore o per forza, anche a causa dell'ingresso in questo conflitto nel mondo, anche poi nel lagone del mondo arabo moderato, ben edotto di tutti gli errori che sono stati commessi dal regime iraniano, capisce che la lotta giusta è quella dell'Occidente contro le dittature e il terrore. E allora, vedete, per la guerra in Iraq ci vollero settimane, dispiace tuttavia che nessuno dei paesi in questione si sia posto la questione della vita di 10 milioni di persone, e cioè sono gli israeliani che sono minacciati ogni giorno di morte dal 1979 dal regime iraniano, ormai armato di missili balistici e quasi pronto con le armi atomiche. Da sabato scorso, come tante volte negli anni, devono correre su e giù nei rifugi con i bambini per non essere uccisi. Vivono nel pericolo ogni giorno, l'atteggiamento che sdogana sotto il titolo dei diritti umani l'anti-americanismo e l'antisemitismo impiega questa legalità internazionale come bandiera, ma bandiera che perde alla fine, che si straccia. E allora, ovviamente questo in relazione alle tante ipocrisie, no, di questi leader europei che non si sono resi conto del pericolo iraniano, lo hanno sottovalutato, io volevo con voi leggere anche i messaggi che ci avete iniziato a mandare prima di far sentire, ecco, tutte le interviste. Per esempio Carmen che ci scrive: perché questo accanimento contro la famiglia Del Bosco e poi lasciano i bimbi rom in condizioni pietose, senza educazioni libere? Noi nel nostro piccolo non possiamo proprio far niente. E Carmen giustamente riproponi questo tema, no? Dei bambini rom che devono essere educati in quelle condizioni, devono essere addirittura addestrati ad una vita criminale. L'aveva subito detto il vice premier Matteo Salvini, e giustamente anche la tua domanda: ma noi che cosa possiamo compiere nel nostro piccolo? Beh, però protestare, far sentire la nostra voce, la nostra indignazione, e quello, come vedi, continuiamo a farlo, perché non si può, no, rimanere indifferenti davanti a certi scempi. Maurizio: le petroliere ferme nel Golfo si trovano a bordo petrolio e gas comprato a prezzi inferiori e scaricati magari con nuove tariffe. Belli questi affari. E noi con le compagnie piene di raffinato a vecchi prezzi oggi paghiamo gli aumenti. Bene per il governo con le nuove accise aumentate. E vai. E Maurizio, su questo poi esprimo, no, come dire, una riserva, delle perplessità su quello che hai scritto, perché non è detto che sarà così, e ce lo dice, ce lo ripete oggi proprio per la sua intervista al giornale. Prima l'abbiamo richiamata anche Tabarelli, appunto l'esperto in questione, sapete, era stato anche nostro ospite per Radio Libertà. E allora a pagina 3 sul giornale adesso ci andiamo proprio su questo prezzo della benzina, quali potrebbero essere le tensioni appunto nel futuro. Sempre Maurizio che ci ha scritto: altra bella notizia per la famiglia Del Bosco, ma la madre deve lasciare i figli, vergogna anche del silenzio di chi dovrebbe intervenire. Mi auguro che vadano liberi in Australia e scordino una criminale Italia. Da noi trovano assistenza solo le famiglie rom e dei clandestini. Vengano però citati i nomi dei responsabili, li vogliamo ricordare. Ecco, bravissimo qui Maurizio, questo è un messaggio che condividiamo tutti, no? Chiedo anche a voi, ovviamente state intervenendo su questo tema, perché veramente poi si rimane basiti, scandalizzati. Cioè, una famiglia che aveva voluto compiere questa scelta, no? Di una vita proprio comunque a stretto contatto con la natura, ma poi una scelta di vita così, se vogliamo, eco-friendly, come vorrebbero anche certi soloni dell'ideologia green, che deve essere bersagliata e deve scappare. A questo punto sta pensando di tornare in Australia quando finirà la bufera giudiziaria, perché evidentemente non è un paese accogliente l'Italia per loro. E invece l'Italia deve essere per questi magistrati un paese accogliente nei confronti di questi immigrati clandestini che si sono già macchiati di turpi reati e che hanno già collezionato tutte queste condanne, no, nella loro fedina penale. Tanti altri messaggi, per esempio sulla 7, allora lì l'unica che vota sì è la Tortora. È effettivamente, Pietro, che ci scrivi questo, la Tortora che ha ricordato tutto il calvario giudiziario che ha subito suo padre e ha anche espresso le sue ragioni molto solide a favore del sì. Natalia, chiedo a te, infatti me l'hai scritto, giustissimo, sono le 8:42, facciamo intanto sentire la registrazione dell'intervista che abbiamo tenuto ieri ad Alessandro Boccaletti, che ricordiamo era lì proprio per la Lega,
a questa alleanza delle nazioni sovrane che ha riunito esponenti del mondo conservatore sia europeo sia ovviamente americano, un evento che è stato presieduto, lo dicevamo prima, dallo stesso presidente della Camera dei rappresentanti americana, con il sostegno poi dell'associazione Turning Point del veramente compianto Charlie Kirk. Allora, facciamo sentire questa registrazione e noi ci troviamo dopo, ritorniamo in rassegna stampa. E allora oggi di nuovo in collegamento con noi di Radio Libertà Alessandro Boccaletti, componente del Consiglio Generale Italiani all'Estero, già nostro ospite. È sempre un piacere, un onore averti con noi. Grazie Alessandro. Sempre per me un piacere. Grazie Alessandro. E grazie a te Matteo, ricordiamo conduttore di Te la rido io l'America, il programma proprio sugli States in onda qui su Radio Libertà il lunedì mattina. Sempre onoratissimi di riaverti con noi. Grazie Matteo. Grazie a te Pier e grazie al nostro ospite che, ricordiamo come sempre, ci fa sempre parlare di tematiche che è difficile esplorare poi nel mainstream italiano. Esattamente, e oltretutto ricordiamo Alessandro, tu adesso ti trovi a Washington proprio per partecipare ai lavori dell'Alliance of Sovereign Nations, l'alleanza delle nazioni sovrane, presieduto questo evento addirittura dal presidente della Camera americana, Mike Johnson, insomma un appuntamento che riunisce esponenti politici, intellettuali, attivisti che provengono da diversi paesi, tutti che sono uniti da questa idea di rilanciare la sovranità nazionale, di salvaguardare la libertà individuale, di rafforzare anche la cooperazione tra stati che rifiutano modelli centralizzati e sovranazionali. Un evento che, come è stato riportato anche dalla testata Politico, sempre molto ben informata, vede la presenza anche di figure di spicco del mondo conservatore americano e avete ovviamente trattato tanti temi, no? Come libertà civili, indipendenza energetica, gestione dei flussi migratori. A proposito di libertà, soprattutto la libertà di parola, il contrasto alle forme di censura, questo è stato uno dei temi centrali e ricordiamo che proprio l'anno scorso, no, Vance nella sua conferenza di Monaco aveva criticato questa censura nei paesi occidentali, addirittura la censura di chi osava pregare, no, fuori le cliniche dove veniva praticato l'aborto, aveva ricordato la censura del regime sovietico che chiudeva le chiese, che annullava le elezioni e Vance aveva domandato erano loro i buoni, certamente no, quindi poi era scoppiata la collera, divampata la collera dei progressisti ultraeuropeisti. Allora questa libertà di parola, ecco, come va trasmessa anche alle nuove generazioni è un valore da difendere e soprattutto poi non c'è anche il rischio che questa libertà venga compromessa da tutta questa narrativa sulla tutela dalle fake news? Allora, innanzitutto il principio della libertà di parola, la libertà di religione, la libertà di stampa e la libertà di riunirsi in assemblea sono nei principi fondamentali della Costituzione americana. Infatti, insomma, abbiamo fatto anche la visita presso l'archivio qua a Washington per ben ricordare questo principio. A fronte di questi principi, che sono fondamentali qui negli Stati Uniti, soprattutto nell'aspetto della rappresentanza repubblicana che è molto conservativa, come voi sapete, sono stati invitati qua a Washington 250 invitati dalle destre nel mondo, in gran parte dall'Europa, molti dalla Germania, dai paesi dell'est, dalla Spagna, dalla Francia, abbiamo avuto la Gran Bretagna, Lussemburgo. Veramente è stato un evento con una bellissima partecipazione, tutto grazie agli americani che hanno voluto organizzare questo incontro proprio col discorso col principio della sovranità, no? Di creare un'alleanza tra diciamo, le forze sovraniste con un senso di patria in giro nel mondo, in particolare nell'Europa, anche perché si ricorda che in Europa ci sono qualcosa come 50 partiti di destra, tanto per dare un'idea a livello nazionale, che poi si verticalizzano in 3 gruppi parlamentari nel Parlamento europeo, dei sovranisti, i patrioti, dove siamo noi, i conservatori, e poi c'è quella parte ibrida che non si capisce a me molto bene, quello dei popolari, che sappiamo molto bene, che può tendere anche molto a sinistra, no? come centro a tutti gli effetti. Per cui gli americani guardano con molto interesse la nostra bella Europa, dato che abbiamo una bellissima storia comune,
Anche per quanto riguarda l'italianità, ho incontrato tantissimi italo-discendenti, dato che non sono cittadini italiani, ma sono di origine italiana, cognomi decisamente di casa nostra, e si è parlato di 3 temi principali. Quello della libertà di parola, la libertà di stampa contro la censura, dove in Europa ce n'è, perché non sempre, come sappiamo molto bene, l'informazione che ci viene trasmessa non è quella reale. La verità risiede nel potere di espressione tra i popoli, al fine poi di raggiungere con l'informativa una conoscenza comune e con una cultura comune degli obiettivi comuni. Il secondo tema era quello della dipendenza energetica, fondamentale, ed è stato anche molto richiamato da Mike Johnson, dove vabbè, per gli americani è una situazione ancora migliore, nel senso che loro parlavano da indipendenza energetica. Allora, innanzitutto non avere dipendenza energetica, poi avere indipendenza energetica, e oggi come oggi stanno parlando addirittura di dominio energetico. Questa è stata la terza parola, è stata molto interessante, come è stato detto. Gli americani possono permetterselo, noi come Italia invece dobbiamo in tutti i modi pensare e lavorare per impostare il più possibile un'indipendenza energetica alla quale oggi siamo molto molto lontani. Siamo troppo esposti su questo fattore. Su questo gli americani mi hanno proposto anche delle cose molto interessanti, ne ho parlato già anche qualcuno in Lega, dei nostri. Quello dei microreattori nucleari. Ci sono dei microreattori trasportabili dove praticamente che possono generare in dimensioni molto ridotte dai 12 ai 15 megawatt e richiedono anche investimenti veramente minimi, 90 milioni di dollari rispetto ai miliardi che sono richiesti a creare una centrale nucleare. La versatilità oggi come oggi è una delle variabili più importanti nell'ambito energetico e ricordiamoci che con l'energia nucleare poi possiamo estrapolare altre energie tipo quella dell'idrogeno che può diventare anche quella un'energia mobile a tutti gli effetti. E il terzo tema affrontato era quello della sovranità nazionale. Ovviamente noi abbiamo quel principio Dio, patria, famiglia contro il principio delle sinistre, che è quello basato sul concetto del DEI, che è diversità, equità e inclusione. Dio, patria e famiglia sono anche riflessi nella nostra bandiera, dicevamo, no? Tipo il bianco nel Dio, nella fede, il rosso è la passione, il cuore, no? È la patria, di conseguenza, e il verde è la speranza si riflette nella famiglia, perché con la famiglia ci si può permettere poi di trasmettere i nostri valori alle nostre generazioni future. Come vedete sono stati argomenti veramente basati su valori con un forte spirito ideologico e c'è la volontà in Europa di esaltarli nuovamente, dato che molte volte vengono effettivamente repressi. Ecco, questo è un po' il tema. Poi per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, ecco, lì c'è la distinzione tra immigrazione ricca e immigrazione qualificata e immigrazione povera. Immigrazione qualificata è quella che ti serve da inserire nel mondo del lavoro, se ti arrivano investimenti e poi puoi pensare a politiche di sviluppo di un paese. Ricordiamoci che un PIL è basato su un'economia di sviluppo, non su un'economia di assistenza, come qualcuno vuole in tutti i modi spingere. Noi in Italia abbiamo un'immigrazione fortemente povera, dove di fatto, oltre a portarci anche delle diversità culturali così profonde che vedo che non c'è integrazione, e di fatto non essendoci l'integrazione, ci porta anche a un trasferimento di ricchezza. Ne parlavo anche qua negli Stati Uniti, perché anche loro hanno avuto un po' la casistica dei messicani che vivono qua e facevano le rimesse dirette all'estero. Ricordiamoci che noi in Italia ufficialmente abbiamo 8 miliardi e mezzo di rimesse dirette all'estero verso la nostra immigrazione straniera residente, però di fatto, considerando il sistema della Vala, no, che si applica nei sistemi arabi, il valore
approssimativo stimato è quello di 13 miliardi all'anno di ricchezza prodotta in Italia, che di fatto se ne va, per cui non alimenta più i consumi, gli investimenti e la nostra economia. Bisogna essere un attimino più attenti sul discorso di essere un po' centristi, cioè l'Italia come paese protagonista, Italia paese forte, Italia paese indipendente a livello energetico, parole sacre, però è un percorso ancora molto lontano, perché lo vediamo molto bene nei fatti. È un'Italia identitaria, dove continuiamo ad esaltare le identità delle nostre regioni, che di fatto sono quelle che poi, congregandosi, hanno determinato la nostra patria che è la nostra nazione, ed è un'Italia in Europa. Chiaro, chiarissimo. E allora, Matteo, a te ovviamente l'intervento, perché sono stati veramente tantissimi, no, i temi, anche quello dell'indipendenza energetica, diciamo delle libertà di parola, anche della gestione dei flussi migratori, ma poi credo che un altro tema pure da affrontare è quello della guerra all'Iran, perché poi i media italiani si sono affrettati a riportare questi sondaggi secondo cui la base MAGA sarebbe contraria, e addirittura avevano riportato, no, le dichiarazioni di Tucker Carlson. Esatto, cioè mentre cercavamo qua noi in Italia di pianificare anche che cosa poter chiedere a un ospite del genere, pensavamo innanzitutto quanto sia importante in questo momento, soprattutto perché parliamo di nucleare, quindi l'acqua potabile, le fonti di acqua che devono essere quella, forse è l'unico punto in cui possiamo metterci d'accordo con i pazzi ambientalisti green, che in questo momento mettono anche disordine sulle priorità. Questione poi dell'energia nucleare, ovviamente è una battaglia anche della radio stessa, perché è fondamentale per il futuro. Ecco, una domanda che potrebbe sorgere anche nei nostri ascoltatori: questi piccoli reattori nucleari, che margine hanno per il futuro, e soprattutto possono sopperire per ora alla mancanza, diciamo, dei reattori, chiamiamoli principali, delle centrali nucleari, nella speranza che in un futuro prossimo, anche se ovviamente purtroppo è una strada lunga, possano esserci anche delle centrali nucleari qua in Italia? Guarda, su questo ho parlato con il US Representative Zink, no? Che lui, a proposito, un ex Marines pluridecorato, che ha finito la carriera come comandante, un SEAL, cioè, quando mi ha dato la mano, non voglio dire, era forte, devo dire, però comunque, oltre ad essere più alto di me. Lui ha detto due parole importantissime. Un paese, per essere indipendente e sovrano, deve avere almeno due cose: l'acqua, che deve essere pulita e potabile, se possibile, e l'energia. Con queste due cose tu sei un paese sovrano. Se non hai queste due cose, detto, sei uno schiavo, a tutti gli effetti. Poi sappiamo molto bene, i reattori necessitano anche l'acqua. Questi sono minimi, però producono dai 12 ai 15 megawatt. Adesso non ho davanti a me la quantità energetica che serve in Italia, però il discorso è che sono mobili e dunque possono essere anche presenti con più numero. Ricordiamoci, col nucleare puoi produrre altra energia anche. Questo è il punto. Diversa energia. Dicevo la stessa, per produrre l'idrogeno, un combinato per solare e nucleare, puoi produrre anche l'idrogeno. Con l'idrogeno puoi creare anche un'industria mobile volendo, tu lo sai. Per cui, però, oggi come oggi siamo molto indietro nel settore. E poi dipende a cosa ti serve il tipo di energia, perché l'energia ti serve sia per riscaldare le case, sia per quello che ti può servire, sia per farti andare la cosa più importante di un paese, l'industria. Per cui ti serve per le persone, per darti la luce e il riscaldamento con l'energia stessa, e dall'altra parte a livello industriale per muoverti tutto quell'apparato economico con costi competitivi, perché ricordiamoci una cosa: oggi come oggi, in un'economia sempre più concorrenziale, devi ridurre assolutamente i costi energetici, perché se no ti ritrovi dei prodotti che hanno un'incidenza del costo energetico troppo alto e addirittura diventa un prodotto non più competitivo, anche se magari è bello, è valido e piace, però forse costa troppo.
Tutto lì. Ecco, e in conclusione, Alessandro, poi cosa si è sostenuto anche su questi rapporti tra l'amministrazione Trump e la nuova America di Trump, questa Unione Europea guida von der Leyen, magari con paesi come la Spagna di Sanchez, che sembra che debbano sempre fare bastian contrario, comunque porsi in antitesi, in contrapposizione con gli Stati Uniti di Trump, anche poi, lo dicevamo, per il macro tema adesso di questa guerra in Iran. Beh, guarda, già il fatto stesso del nome dato a questo evento, organizzato da Turning Point, Alliance of Sovereign Nations. Già questo nome dice, cioè questo titolo dice tantissimo. Gli americani sono molto interessati che le destre europee facciano un'alleanza e inizino a muoversi all'unisono, perché si muovono troppo divise, no? C'è un po' troppo il divide impera. Ricordiamocelo molto bene che più c'è una divisione nell'ambito delle destre europee in una condotta unica, più ne beneficia chi riesce invece a comportarsi, ad agire a livello europeo con una condotta unica, ad esempio il Partito Popolare Europeo, che vedi anche te, alla fine controlla un po' tutto il sistema. L'organo più importante di tutti, almeno come mi è stato detto, il Consiglio dei Ministri, no? A livello europeo. Questo è il fulcro vero dell'Unione Europea. Poi dopo di fatto la Commissione è un riflesso. Ovviamente se ci fossero tutte le destre unite, addirittura per assurdo avremmo noi la maggioranza come destra, se fossimo tutti quanti uniti. Per cui questo è un percorso da seguire e vediamo un po' cosa ci sarà. Probabilmente il prossimo incontro dell'Alliance of Sovereign Nations sarà a Monaco di Baviera a marzo dell'anno prossimo. Poi, per quanto riguarda invece l'aspetto della guerra, se andiamo un attimo, ne parliamo un secondo di quest'Iran, ovviamente lì l'abbiamo visto anche oggi dal comunicato di Trump, non esiste una resa, deve esserci una resa totale da parte dell'Iran stesso e un cambio di regime. Per cui abbiamo visto 6.000 bombe cadute in così pochi giorni in Iran, dicono molto insomma su qual è l'approccio dell'America stessa verso l'Iran stesso. Ecco, una cosa interessante è vedere la Russia molto silente sul tema. Ricordiamoci che la Russia d'altronde c'ha l'olodotto con la Cina, per cui adesso loro sono belli contenti perché non fanno altro che aprire di più l'oleodotto verso la Cina, dato che la Cina importava diverso petrolio dall'Iran. Dall'altra parte abbiamo una Cina che enfatizza più di tutto il discorso del commercio. Una Cina senza commercio muore, per cui anche la stessa Cina in questi giorni piuttosto silente sta cercando cosa fare. Insomma, il discorso Iran è un capitolo tecnicamente chiuso, nel senso impiegherà 2 mesi, 3 mesi, però insomma l'obiettivo finale è quello della vittoria e il cambio di regime. Poi Chiaro. vediamo cosa succede. Chiaro, chiarissimo. Grazie ancora Alessandro per questo tuo collegamento direttamente da Washington. Grazie a te Matteo sempre per i tuoi interventi così analitici, così approfonditi. E allora veramente speriamo di riavervi presto e speriamo soprattutto che si possa aprire, ecco, questa riflessione anche in Europa per veramente costruire un dialogo tra le due sponde, no, dell'Oceano Atlantico, un dialogo che però sia fondato su questi temi della sovranità, della libertà e dello sviluppo tecnologico. Allora, grazie ancora, veramente alla prossima occasione. Volevo poi, ecco, chiudere questa nostra intervista con un messaggio, perché prima l'ho citato, no? Il discorso di Vance, una riflessione che ci riguarda, no? In primis come noi europei, come popoli, come cittadini, perché lui poi aveva dichiarato: ma ciò a cui non sopravviverà la democrazia tedesca, le democrazie europee, nessuna democrazia americana, eccetera, è dire a milioni di elettori che i loro pensieri, le loro preoccupazioni, le loro aspirazioni non sono legittime, non meritano nemmeno di essere prese in considerazione. Grazie ancora a tutti voi. Grazie. Sempre più liberi con la tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Di nuovo a
linea Pier Vittorio. Grazie Natalia. E allora con voi volevo ancora leggere e commentare tanti messaggi che ci avete mandato. Purtroppo qui vedete il tempo vola, in radio sembra che voli ancora di più e quindi bisogna compiere sempre una mega sintesi degli articoli e anche dover leggere anche un po' di fretta i vostri messaggi. Vorremmo dedicare molto più tempo. Per esempio Walter ci scrive: ciao PV Pier Vittorio, vedo nelle decisioni del Tribunale sui bambini del bosco come una sfida al governo. Facciamo noi magistrati, noi togui, quello che vogliamo. Che intervenga subito il ministro con una ispezione dura, anzi durissima. E Walter, veramente no, sembra quasi, come hai scritto te, che ci sia questa volontà di sconfinare, di spadroneggiare, tanto siamo impuniti, tanto poi alla fine chi viene sanzionato con questo attuale sistema, no, di CSM unico e senza poi un'alta corte disciplinare, che anche questo poi è oggetto della riforma e anche questo è criticatissimo, per esempio dalle opposizioni. E poi vedo per esempio anche Maurizio che ci scrive: chi in Parlamento ricorderà il ruolo di Mattarella nella guerra in Serbia e dell'uranio impoverito? Vedremo chi lo nomina il mister, sono dappertutto. Questo appunto su Mattarella, che oggi abbiamo visto è stato richiamato. Adesso ve lo rinquadro qui anche per chi magari non è abbonato alla Verità, è a pagina 7 della Verità di oggi e viene appunto citato Mattarella qui in questo passaggio che del governo era il vicepresidente che all'epoca intimava il silenzio sulle operazioni militari ad attacco già avviato. Questo che avevamo prima ricordato, mentre D'Alema alla Camera sosteneva che il contributo specifico delle forze armate italiane era limitato alle attività di difesa integrato del territorio nazionale. Difesa integrata, poi abbiamo detto invece avvenivano questi bombardamenti. E poi per esempio ci viene anche chiesto, ma invece un messaggio credo forse di Giusi, come mai appunto il governo australiano non interviene? Perché qui dicevamo prima dell'assurdo a proposito di questa famiglia che ormai subisce l'accanimento giudiziario, però poi alla fine qui l'Italia invece è molto accogliente nei confronti dei criminali. Quindi già per esempio qualche giorno fa il Fatto Quotidiano riportava questa ipotesi del rimpatrio in Australia e poi anche la stessa mamma Kate aveva rivolto l'invito al governo australiano, insomma aiutateci, cioè della serie veramente non ne possiamo più, quello che sta succedendo, come è stato scritto da Secchi, è kafkiano. Sono quei mostri della burocrazia, quegli ingranaggi che ti avviluppano e che poi alla fine veramente sconquassano delle esistenze. Ma allora Natalia, se sei d'accordo, perché credo che fra poco stiamo per iniziare il collegamento con il nostro ospite, il professor De Angelis e con Matteo Desio, facciamo intanto sentire il video del professor Giampaolo Azzoni, che ricordiamo è Lettera 150, il think tank del ministro Valditara, è stato nostro ospite per Lettera 150 per il sì, per ricordare le ragioni del sì e perché questa riforma integra principi che sono già inseriti in Costituzione. Ricordiamo, lui insegna filosofia del diritto, teoria generale del diritto all'Università di Pavia, facoltà appunto di giurisprudenza. Quanti sono per il no al referendum dicono di esserlo a difesa della Costituzione, accusando coloro che sono per il sì di volerla cambiare snaturandola. Ma le cose stanno così? Non mi sembra. Sicuramente quella che siamo chiamati a confermare il 22 e il 23 marzo è una riforma costituzionale, cambia ben 7 articoli della Costituzione. Ma dal punto di vista materiale, dal punto di vista dei contenuti, più che una riforma costituzionale è una integrazione della Costituzione, è un renderla conforme maggiormente ai propri principi fondamentali. Il principio in questione, uno dei più importanti, è il principio del giusto processo, che noi troviamo all'articolo 111 della Costituzione. Tra i vari elementi che costituiscono il giusto processo, ve n'è uno particolarmente importante, il fatto che il giudice debba essere terzo e imparziale. Bene, la riforma costituzionale che siamo chiamati a confermare non è altro che un adeguamento di alcune importanti regole organizzative a questo principio, per renderlo ancora più reale, ancora più effettivo, un giudice terzo e imparziale. Terzo significa che il giudice non può essere associato a una delle due parti, altrimenti non è terzo, ma è semmai secondo a pari merito. Ecco che allora è necessario
separare nettamente non solamente le funzioni, ma anche la carriera del pubblico ministero e del giudice. Imparziale poi significa che il giudice deve essere libero, libero dai condizionamenti, innanzitutto dai condizionamenti della politica, ma è inevitabile pensare che vi possano essere dei condizionamenti politici se il CSM, l'organo di governo autonomo dei magistrati, è eletto sulla base di candidature contrapposte politicamente. Allora, se uno vuole effettivamente attuare la Costituzione, se uno vuole difendere la Costituzione, ha una modalità per farlo: votare sì il 22 e il 23 marzo. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. E allora, prima di iniziare questo collegamento, perché adesso appunto dobbiamo trattare il tema dell'Iran, della politica estera americana, comunque di questa postura che sta tenendo l'amministrazione Trump, vedremo molto realistica, chiedevo a te, ecco Natalia, se possiamo far sentire anche un brevissimo estratto adesso della invece intervista che abbiamo tenuto ieri con Giuseppe Brienza, ricordiamo appunto giornalista, saggista che scrive per Corrispondenza Romana, che ha trattato il tema invece dei narcos, di questi cartelli della droga in Messico, anche in pochi secondi Natalia, perché questo è un po' una sorta di anticipazione, perché a questo punto la registrazione ve la faremo sentire poi nella prossima puntata, ovviamente tutta per intero, visto che il tema è attualissimo e la guerra ai cartelli dei narcos ovviamente continua. E allora oggi di nuovo in collegamento con noi di Radio Libertà il giornalista e saggista Giuseppe Brienza, come sapete scrive per corazzino.org, Corrispondenza Romana, la rivista online e non solo, anche cartacea di Nazione Futura, già nostro ospite. Giuseppe, è sempre un piacere e un onore riaverti con noi. Grazie e benvenuti a tutti gli ascoltatori. E grazie a te, grazie a Matteo De Sio, come sapete conduttore del Te la ridò io l'America, il programma in onda il lunedì mattina su Radio Libertà. Onoratissimi Matteo di riaverti sempre con noi. Grazie Pier, sempre gentile, ed è un piacere anche avere Giuseppe qui con noi. Grazie Matteo. Allora Giuseppe, come annunciato, oggi con te affrontiamo questa escalation di violenza che è esplosa dal 22 febbraio, vicende insomma di una complessità lacerante, con oltre un centinaio di vittime tra le forze dell'ordine, affiliati e cartelli, e, insomma civili, dopo questa eliminazione del cosiddetto Mencio. E sono anche avvenute poi delle forti reazioni da parte delle istituzioni ecclesiali latinoamericane, che hanno definito il narcotraffico una rete globale di morte e hanno anche richiamato alla responsabilità morale, economica e culturale i paesi coinvolti. Ma l'evento che ha innescato tutto questo, appunto dicevamo, l'uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, appunto noto come il Mencio, leader di questo cartello, Jalisco Nueva Generación. Ecco, quali dinamiche ha aperto questo intervento da parte delle forze dell'ordine, come si è poi evoluto il quadro della sicurezza interna, quali sono le reazioni che poi si registrano tra i cartelli, le istituzioni e la popolazione civile messicana? Guarda, su quello che sta succedendo i numeri sono importanti, appunto abbiamo parlato circa di un centinaio di morti, no? Anche fra comuni cittadini, dopo l'esecuzione di questo El Mencho. Addirittura le forze dell'ordine sono state poi, il territorio è stato presidiato dall'esercito. Le reazioni delle milizie di Oseguera, perché sinceramente preferisco chiamarlo così, perché usare sempre questi nomi così, che possono anche essere trasformarli in una leggenda del male, no? Di un'emulazione, pure questi cartelli con questi nomi che non corrispondono poi allo squallido traffico che portano avanti queste persone, no? Sembrano quasi gruppi musicali, ecco. Forse potremmo bonificare anche su questo il linguaggio noi giornalisti, perché tutto poi congiura nel costruirgli un'aura di leggenda, di eroicità, no, a questi delinquenti, che hanno fatto anche evadere delinquenti come loro nel carcere di Ixatapa dopo l'esecuzione di Oseguera. Dicevo, la cosa più forse mi sento di osservare sulla base di alcuni resoconti che ho letto,
particolare quello di un sacerdote e giornalista messicano che da anni è impegnato nella lotta alla criminalità organizzata e che è stato anche minacciato più volte e intimidito dai narco. Sono Don Sergio Omar Sotelo Aguilar, che ha sollevato... A te la linea. Grazie Natalia, grazie a quello che ci stava anticipando Giuseppe Brienza. Questo vedetelo come una sorta di trailer, di anticipazione, perché purtroppo il tema continua ad essere attuale. Io intanto vi richiamo, vedete, questo suo articolo di Corrispondenza Romana che spiega quello che sta accadendo. Poi ci ritorneremo, ovviamente faremo sentire tutta l'intervista integralmente. Messico, la lotta contro i narcos e l'impegno della Chiesa, anche proprio per una moralizzazione di questa società in cui, come ci ha detto, spiegato ieri Giuseppe Brienza, regnano ancora delle strutture di peccato. Ma allora io chiedo scusa ai nostri ospiti, però, a Matteo De Sio e al professor Massimo De Angelis, perché è vero, Natalia, ci hanno già raggiunto in collegamento. Sì, buongiorno, io sono qua, sì. Buongiorno professore, buongiorno Matteo, ci senti? Sì, buongiorno Pier, buongiorno anche al nostro ospite. Buongiorno. Grazie, buongiorno. grazie. Grazie Matteo, e scusatevi, no, vi dicevo perché abbiamo ritardato questo collegamento, era previsto appunto alle 9:05, 9:10, ma poi avete visto tanti vostri messaggi dei nostri radioascoltatori e quindi poi ci siamo soffermati un attimo, ecco, per commentarli. E allora professore, noi stavamo dicendo proprio questo, no, che lei si è occupato di tutti questi temi ultimamente, come appunto con i suoi ultimi testi, saggi, nodi dell'Occidente, sovranismo, democrazia, guerra, il nuovo rifiuto di Israele, poi l'odio di sé verso l'Occidente, tutti i temi che lei ha affrontato, dicevamo prima, dopo l'inizio della guerra russo-ucraina nel 2022, dopo questo attacco di Hamas a Israele nel 7 ottobre 2023, poi abbiamo visto la grande Idra, questo mostro che ha manovrato i suoi proxy, no? L'Iran, e adesso questa guerra sembra la prosecuzione. E con lei oggi, professore, vogliamo anche capire un po' gli elementi di questa politica trumpiana, soprattutto capire se poi è possibile ipotizzare un trumpismo, un MAGA, un movimento Make America Great Again, che possa essere considerato come indipendente, a prescindere poi dalla stessa figura di Trump che viene vista, no, come così divisiva. La riflessione nasce perché sappiamo che comunque al suo interno, prima abbiamo sentito Alessandro Boccaletti che era a Washington, lì in questa alleanza delle nazioni sovrane con tanti esponenti del mondo repubblicano, anche non solo poi conservatore europeo, però ecco, al suo interno questo movimento presenta degli elementi che possono sembrare in contraddizione tra di loro, perché da un lato questi tagli fiscali, questa politica fiscale, no, che così anche è stata giudicata come troppo indulgente o troppo ben disposta verso i ceti più abbienti, e poi da una parte invece il nazionalismo economico, il protezionismo, questi dazi, e poi comunque gli elementi della politica migratoria così restrittiva, l'anti-woke, il culture war, e poi la prova dei fatti di questa guerra in Iran, perché sappiamo che comunque la base MAGA aveva chiesto isolazionismo, comunque di non replicare quello che era già successo con la guerra in Iraq, no? La seconda guerra del Golfo, l'esperienza di Bush, e Starmer ha proprio detto non compieremo per esempio l'errore che aveva compiuto, secondo lui, Blair. E quindi, professore, questo le chiediamo, alla fine che cos'è in questo momento il MAGA, il Partito Repubblicano, il trumpismo? È ipotizzabile effettivamente un trumpismo, a prescindere da quella che può essere la figura di Donald Trump, che l'ha incarnato questo movimento? Ma io credo che per vedere i nodi essenziali del trumpismo e dei MAGA ci siano due cose da tenere presenti. Una che riguarda soprattutto la politica interna, e allora lì si tratta di vedere come al centro sia posta il superamento dei disastri prodotti dall'economia globalizzata, a partire dalla scelta clintoniana del WTO, che è il mercato unico mondiale, che ha portato a una enorme crescita economica della Cina e di altri paesi, e invece a un deficit colossale degli Stati Uniti, ma non solo questo, anche alla sua deindustrializzazione, qualcosa che in parte ha conosciuto, anzi ha
conosciuto senz'altro anche l'Europa. E questo per una ragione molto chiara, e cioè che la Cina e questi paesi non rispettano le regole di reciprocità e di mercato, così come vengono rispettate persino in maniera ossessiva in Europa, ma comunque anche in America. Quindi questo era il primo punto. A questo corrisponde, e quindi è un punto che già proietta fuori dai confini i temi della politica del MAGA, ma c'è quello che poi oggi è al centro della questione, cioè la questione del diritto internazionale. Perché si parla molto di diritto internazionale. Il problema è che anche il diritto internazionale, Trump direbbe, non è stato un gran buon affare per l'Occidente. In ogni caso è una cosa che crea molti problemi. Faccio un esempio concreto. Se in base al diritto internazionale si vorrebbe mettere in crisi un governo come quello italiano perché manda fuori al-Masri per motivi di sicurezza, mentre si tollera che Maduro e Ali Khamenei nei loro paesi torturino i loro cittadini, è un diritto internazionale che non funziona. E allora intervenire su questo, come ha fatto Trump, mi pare che sia un modo non solo di rompere l'ipocrisia, ma anche di difendere gli interessi fondamentali degli Stati Uniti. Perché questo? Perché naturalmente questi paesi, lo sappiamo bene, dal Venezuela a Cuba, poi un tempo c'era anche la Siria e l'Iran, costituivano il famoso asse del male che ha consentito il prosperare di cartelli di droga, non solo in Venezuela ma anche in paesi come il Messico, che poi venivano, erano in connessione con la Siria che elaborava questa droga, ma non solo droga, armi, e poi l'immigrazione clandestina. Questo qui è un problema che conosciamo anche in Europa. Allora, nascondere la testa sotto la sabbia, non vedere che l'ONU e il diritto internazionale non sono in grado di risolvere questi problemi è qualcosa che porta al suicidio o all'odio di sé dell'Occidente, che invece deve riprendere in mano le cose. E a questo punto non si tratta naturalmente di avere un atteggiamento aggressivo verso il resto del mondo, si tratta di avere dei patti giusti da rispettare con tutti gli altri paesi e tutte le altre aree del mondo. Perché vede, il paradosso di quello che abbiamo vissuto negli anni passati, quando al potere in America c'erano i democratici, è che si voleva plasmare tutto il mondo a immagine dell'Occidente, ma non ci si riusciva e ci si indeboliva, perché in realtà questo resto del mondo non voleva assolutamente assimilarsi all'Occidente, voleva però trarre vantaggi da scambi ineguali con l'Occidente. Allora Trump pensa invece a un ordine multipolare in cui l'America difende i propri interessi. Quindi a questo punto la domanda ha una sua risposta, cioè io credo che la politica estera americana, sia sul piano economico sia anche sul piano adesso militare, corrisponda a quella che è stata l'impostazione MAGA. Poi naturalmente sui dazi uno può vedere quali sono gli effetti a breve, a medio, a lungo termine, e naturalmente qui ci possono essere aggiustamenti e naturalmente si può anche pensare che ci siano degli stati degli errori. Io non discuto questo, ma la sostanza della politica mi sembra sia abbastanza chiara e anche decifrabile. Se ho un attimo di tempo, vorrei anche aggiungere un altro aspetto, e cioè che questa politica fa parte nasce dalla consapevolezza di come lo sviluppo tecnologico del prossimo decennio cambierà tutti gli assetti e gli ordini e gli equilibri mondiali. Non è un caso che l'altro giorno Trump abbia parlato di fare centrali elettriche, ma ne sta facendo anche nucleari, locali, e questo per servire i data center. C'è tutta una politica dell'energia che condiziona la politica americana e che insieme riguarda sia gli interessi interni che esterni, che è straordinaria. L'Europa che fa? Non si è neanche posta il problema, non so se si rende conto.
Esattamente, ma è una politica lungimirante che poi persegue degli interventi mirati e quindi questo non deve essere in contrapposizione, no, con quella che sembrava inizialmente la visione sovranista maga e che magari veniva subito come inquadrata come meramente isolazionista. Ci scrive appunto a proposito di questa razionalità quasi kissingeriana il nostro direttore Giovanni Sallusti, poi ecco invito anche voi a recuperarlo, anche per ovviamente magari gli abbonati di Libero oggi l'hanno già visto, forse già letto, pagina 16 di Libero, è sbagliato contrapporre la dottrina Kissinger a Donald Trump. Gli Stati Uniti e l'Iran del nostro direttore Giovanni Sallusti, che lui spiega che proprio l'ex segretario di Stato, no, Kissinger, scriveva l'Iran deve decidere se essere un paese o una causa, cioè paese che nel linguaggio kissingeriano significa un'entità che appartiene o comunque in qualche modo accetta il sistema uscito da Westfalia degli Stati-nazione, oppure causa che è quella che coincide con la stessa Repubblica Islamica fin dal suo atto fondativo, cioè questa guerra in nome del totalitarismo teocratico sciita che poi alla fine ha scatenato tutta una serie di attacchi ad Israele e tutta questa destabilizzazione del Medio Oriente. E allora vengo da te, Matteo, perché il tema è proprio quello dell'intervento, no, all'Iran, e come giustificarlo e anche far capire ai tanti odiatori dell'Occidente che vedono, che alla fine credono solo in questa propaganda anti-americana. Esatto. Volevamo chiedere proprio al professore, oltre al fatto che l'Iran era uno stato scomodo anche per tutto il resto dell'area del Medio Oriente, non era uno stato con buoni rapporti con Arabia Saudita, tra l'altro che è un grande alleato della zona per gli Stati Uniti, ma volevamo chiedere anche questo rapporto inossidabile tra Stati Uniti ed Israele nonostante due presidenti come Biden e Donald Trump abbiano avuto anche dei diverbi forti con Netanyahu, il presidente israeliano. Quindi parliamo comunque di Stati Uniti che quando possono sono sempre al fianco del loro alleato più importante, giusto? Sì, indubbiamente l'inizio di questa guerra, appunto l'antefatta e la causa di questa guerra è che l'Iran ha preparato una morsa, appunto la morsa dell'Idra intorno a Israele nell'ultimo decennio, con appunto il Hezbollah che ha conquistato il Libano, e anche lì il diritto internazionale ha messo lì qualche soldato come foglia di fico, poi la Siria, poi gli Houthi. E tutto quanto era diciamo, doveva essere il presupposto per un attacco che annientasse Israele. Quindi c'è stata anche quella del 7 ottobre, è stata una risposta ovviamente al 7 ottobre, ma poi una guerra per smontare questa impalcatura che era rivolta verso Israele in primo luogo, ma poi verso tutti gli alleati arabi del Golfo che sono sempre più prossimi a Israele. Si è anche detto, e probabilmente ha ragione, che l'attacco del 7 ottobre era anche un attacco contro i famosi patti di Abramo, che dovrebbero sempre più legare il mondo arabo a Israele e fare del Medio Oriente invece che un luogo di guerra un luogo di pace. Quindi questo, diciamo, è stato il motivo per cui gli Stati Uniti hanno sostenuto prima in maniera molto, diciamo, riluttante e contraddittoria con Biden, poi in maniera più risoluta e decisa con Trump Israele. Quanto all'Iran, io sono sufficientemente anziano per ricordare che appunto quando Khomeini su un aereo francese sbarcò in Iran, da lì ricordo tanti militanti della sinistra anche italiana applaudirono la nuova rivoluzione, la rivoluzione contro il capitale che Khomeini avrebbe dovuto esportare in tutta quell'area lì. Quindi sin dall'inizio è stato questo, poi ci fu il sequestro famoso all'ambasciata americana, e l'Iran ha sempre preteso di essere una specie di nuovo centro rivoluzionario come un tempo furono i regimi comunisti in Cina e Russia. Quindi da questo punto di vista è una politica che si è sviluppata nel corso dei decenni e che speriamo adesso possa trovare una interruzione. Assolutamente sì, professore, ormai qui ci siamo avviati alla conclusione, quindi con lei poi ci ritroveremo assolutamente in un'altra occasione, quindi speriamo di averla prossimamente.
perché comunque bisogna affrontare anche questo tema, no, del pericolo dell'islamizzazione. Oggi volevo citarvi a pagina 2 del Tempo, a Roma la moschea sciita che celebra il martire Khamenei, e poi l'intervista anche all'onorevole Anna Maria Cisinto, l'europarlamentare della Lega, che spiega l'ennesima moschea camuffata da associazione, così si diffondono messaggi contrastanti ai nostri valori. E allora veramente grazie di cuore professor De Angelis, speriamo di averla presto, grazie a te Matteo De Sio, sempre instancabile, e davvero alla prossima occasione. Grazie a tutti voi che ci avete scritto. Io poi volevo segnalarvi, ecco, in attesa di domani, perché tanti, no, hanno anche sollevato la questione per il derby di domani, con l'Inter che potrebbe ipotecare la sua vittoria, il Milan, e quindi perdere così derby e campionato. Vedete dal profilo di Fulvio Collovati, questa per l'intervista che ha tenuto Alexandra Colesanti, sapete, per Tele Lombardia, per il programma proprio calcissimo, in onda il giovedì sera alle 23:30, quindi sentitevi quello che ha detto un analista di calcio come Fulvio Collovati. E poi ovviamente io vi saluto soprattutto le nostre radioascoltatrici, te Natalia, per questa festa delle donne, perché ricordiamo, come aveva detto anche la stessa Susanna Ceccardi, il potere delle donne, le donne che, per citare, no, la notissima canzone di Zucchero, hanno gli aeroplani negli occhi per volare ad alta quota, lì dove si respira l'aria. Allora, buona continuazione qui su Radio Libertà, e in anticipo tantissimi auguri a tutte le nostre donne radioascoltatrici che ci ascoltano, di buona festa delle donne, buon 8 marzo. A presto! Avete ascoltato